Enrico Lazzaretto, capitano pallavolo Padova, appena laureatasi campione regionale Veneta Under 19 maschile. Che partita è stata quella contro la Gora intanto? È stata una bella partita determinata dal fatto che abbiamo battuto molto bene, abbiamo limitato il loro attacco da primo tempo e siamo riusciti a giocare in muro e difesa e ci siamo impegnati senza fare troppi errori e la partita è andata avanti da sola. Ok, soprattutto a muro siete parsi molto più compatti e soprattutto nel gioco al centro molto più incisivi. Sì, perché alla fine abbiamo due centrali molto bravi a fare queste cose, insomma, riescono a gestire molto bene i colpi senza fare errori e in muro basta arrivare bene, saltare poco e ce la giochiamo sempre. Non era facile soprattutto perché il precedente nell'interprovinciale poteva magari farvi prendere un po' sotto gamba l'avversario, invece non è stato così. È stata la prima cosa che ha detto l'allenatore, non prendere sotto gamba l'avversario perché è il primo errore che si può fare in una partita così, bisogna sempre prendere l'avversario con tutte le sue potenzialità e cercare di batterlo al meglio. Cosa ha fatto la differenza secondo te in questa gara? Secondo me ha fatto la differenza proprio la battuta, il muro e il fatto che comunque abbiamo giocato da squadra, non ci siamo disuniti e poi non abbiamo fatto tanti errori. E adesso si aprono le porte della fase nazionale, intanto un in bocca al lupo è d'obbligo, come ci arriverete? Speriamo di giocare molto bene, insomma bisogna impegnarsi anche lì senza fare errori, cercare di giocare sempre al meglio, essere una squadra e dopo la vittoria contro Treviso diciamo che tutto si può fare. Che cosa ti porti via nel bagaglio personale da questa giornata? Questa giornata intanto è la prima volta che divento campione regionale, di conseguenza mi sono divertito e basta, e la coppa mi porto a casa. E farlo da capitano, cosa vuoi di più dalla vita? Grazie mille allora Enrico e in bocca al lupo.